Buongiorno da Focus TG. Il femminicidio di Castelnuovo del Garda è un incidente accaduto ad Oderzo tra un'auto e un bus carico di studenti. Sono i due fatti di prima pagina oggi della nostra edizione. Un incidente in cui è morto un uomo di 85 anni, diversi studenti sono rimasti feriti. Ma vediamo le ultime novità del terribile assassinio di una donna a Castelnuovo del Garda, che stava per presentare una denuncia per maltrattamenti e che poi l'ha ritirata ed è stata ammazzata dal suo compagno, che si era tolto il braccialetto elettronico che gli era stato imposto. Sentiamo Valentina Visentin. Nelle prossime ore verrà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Jessica Stapazzolo, la 33enne brasiliana uccisa con un numero smisurato di coltellate dall'ex compagno Douglas Reyes Pedrizo, 41enne, in carcere per l'omicidio. Domani l'incarico e l'esame che dovrà stabilire quando è morta la donna. C'è un buco di 48 ore dall'ultimo messaggio mandato da Jessica Stapazzolo nella notte tra sabato e domenica, e poi il ritrovamento del suo corpo. E lunedì notte invece la chiamata di Douglas Reyes Pedrizo ai carabinieri minacciando di farla finita, poi l'irruzione nell'appartamento di Castelnuovo del Garda e il macabro rinvenimento del corpo martoriato dalle coltellate. Ancora da definire il numero preciso, ma quel che è chiaro è che sono un numero smisurato, così li ha definite il procuratore capo di Verona Raffaele Tito, che sta indagando insieme ai carabinieri. Altro punto da chiarire è come si sia sbarazzato e dove si sia sbarazzato del braccialetto elettronico Douglas Reyes Pedrizo, che appunto da maggio doveva portare il dispositivo e non doveva avvicinarsi alla sua ex compagna. Questi punti da chiarire nell'indagine. Intanto il comune di Castelnuovo ha annunciato per domani sera davanti al municipio una iniziativa per ricordare Jessica, una cerimonia per appunto pregare per la donna, anche se è polemica nel piccolo comune del Garda, dove l'ex sindaco aveva detto che era stato aperto un sportello antiviolenza proprio per venire incontro alle esigenze del territorio, ma questo sportello, sostiene l'ex sindaco Domenico Del Cero, era stato chiuso dalla nuova amministrazione, e quindi anche su questo c'è polemica dopo questo ennesimo femminicidio che ha sconvolto la nostra regione. Grazie molto Valentina Visentin, e ricostruiamo i fatti che hanno portato alla morte di Jessica Stapazzolo. Tantissime persone che la conoscevano l'avevano invitata a non stare più in quell'appartamento che era diviso tra lei e il suo killer, ma non aveva voluto sentire ragione e lì era purtroppo rimasta. Ricostruiamo i particolari di quanto è accaduto. Ma perché sei ancora qua? Torni ancora qua? Sì, mi fa lei. Ma cosa vieni a fare qua? Gli ho detto io, ma guarda che la prossima volta non lo so se ti va bene. Non venire più qua, no, basta venire qua. Cosa fai qua? Gli ho detto. E lei? E lei mi ha detto, non so dove andare, non ho nessuno. Hai la mamma? Gli ho detto, vai dalla mamma e non posso. Ecco, così. Ci aveva provato la vicina, che aveva più volte chiamato i carabinieri, come tanti altri qui in via Silvio Pellico a Castelnuovo del Garda. Jessica Stapazzolo, custodio de Lima, 33 anni, cittadina brasiliana, aveva anche denunciato Douglas Reyes Pedroso, 41 anni, anche lui brasiliano, l'uomo con cui aveva da tempo una relazione. Dopo l'arresto, il 21 aprile scorso, al termine dell'ennesima violenza nei confronti di Jessica, gettata a terra, trascinata per i capelli sull'asfalto, colpita con pugni al volto, al collo e al viso con la chiave dell'auto, il suo carnefice era stato ammonito dal questore di Verona e per questo aveva un divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico che si è tolto e non è stato ancora trovato. Lei stessa aveva un apparato ricevitore da usare in caso di emergenza. Non è bastato. L'avevano vista anche poco tempo fa i vicini in questo appartamento al piano terra di un condominio tranquillo. La porta adesso è sbarrata e il dolore è forte tra chi non si era voltato dall'altra parte. Quelle volte che sono stati chiamati i carabinieri sono stati chiamati appunto perché si è sentito urlare dalla casa. Basta, smettila. Poi sentivi magari le porte che venivano tirate, ecco, queste cose qua. L'aveva
vedevamo qua passare, detto sinceramente, magari vedevamo un gesso, una volta c'è stata una giornata che abbiamo visto un occhio nero, così non... E voi le chiedevate spiegazioni e lei cosa rispondeva? Sviava, cioè è stata, non io personalmente perché io abito in un'altra scala, ma so di signori della sua scala che magari gli hanno detto guardi, cosa è successo? No, sono caduto dalle scale, no, mi sono fatta male a lavoro, così. Pensavamo anche sinceramente si fosse magari risolta la situazione con l'intervento delle forze dell'ordine. Non è bastato. Jessica è morta massacrata da un numero imprecisato ma comunque smisurato di coltellate. È stato proprio il compagno a chiamare il 112 intorno a mezzanotte, ha chiesto aiuto per la sua vita e ai militari ha fatto missioni informali di quello che era accaduto. Una condanna per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza, sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti, lesioni volontarie in danno della compagna tra agosto 2024 e aprile 2025, la Procura di Verona aveva chiesto il rinvio a giudizio nei suoi confronti per l'accusa di violenza sessuale verso la sorella di Jessica, ma Jessica tornava, racconta la vicina. Ma quest'estate io la vedevo lì sul terrazzo, perché vedi sul terrazzo che non vedi più niente. Sì. E allora non è che vedi tanto, però li sentivo io da sopra, vedevo qualcosa. Ma se erano carini, si baciavano, tutte quelle cose. Quest'estate? Sì. E mi sembrava che andavano d'accordo. Se la sentiva la vicina, persone riservate, racconta, Jessica in particolare cordiale, ma forse si sentiva in trappola. Jessica era anche mamma, il padre della sua bambina da qualche mese aveva ottenuto la custodia esclusiva, tanto che la piccola non viveva più lì. C'era la bambina fino a poco tempo fa qui? Sì, 5-6 mesi fa più o meno, se non sbaglio, adesso non so proprio il tempo. So che è stata portata via, che è stata portata via, perdonatemi, è stata ridata al padre con l'affido completo. E per fortuna a questo punto mi viene da dire, perché non si sa come sarebbe potuta finire con la bambina in mezzo. L'uomo adesso è in stato di fermo. Del braccialetto elettronico non c'è traccia. Il dispositivo di Jessica è stato trovato nascosto nel garage dell'abitazione della madre della donna a Ponti sul Mincio. Misure che non sono state sufficienti per salvare Jessica Stapazzolo, morta sotto i colpi del coltello ritrovato nell'auto del suo carnefice. Il servizio di Chiara Gaiani sale a 72 il numero delle vittime dei femminicidi dall'inizio di quest'anno, una strage che i codici rossi, i braccialetti elettronici non hanno purtroppo impedito e i carabinieri sono intervenuti più volte in via Silvio Pellico perché c'erano stati maltrattamenti, ma questa donna non aveva voluto lasciare l'abitazione in cui avrebbe trovato la morte, sotto shock i molti vicini che raccontano quanto hanno visto in questi mesi. Lei ha visto proprio nel cuore della notte una donna che scappava? No, era già scappata e sentivo che piangeva questa donna e delle persone che erano probabilmente lì in casa con questo tipo la chiamavano. Allora lei è venuta giù da quel prato lì, perché io ero su Poggiolo che guardavo praticamente, e piangeva, l'ha caricata in macchina e l'ha portata via per mettere in sicurezza, credo, ecco. Dopodiché ho sentito che c'era stata questa lite, sono venuti fuori i carabinieri, il giorno dopo anche, e dopo non ho più sentito niente. Anzi, chiedevo alla signora che abita lì, che la conosco, che ha detto, gli diceva questa, perché non te ne vai via di casa? E questa qua, dove vado? Dove vado? Perché questa qua ha detto, ti fa fuori prima o poi. Infatti, ecco qua. Anche a dicembre era accaduto un episodio di violenza, raccontano i vicini sotto shock. Sono intervenuti a dicembre perché abbiamo chiamati noi, perché si stavano picchiando, urlavano come dei pazzi e quindi lui ha anche minacciato i carabinieri, era torso nudo, era ubriaco e c'era lei in casa che non usciva perché aveva paura. Cioè era qua fuori per quello che è successo. Io l'unica cosa che so e basta. Io lei l'ho vista perché comunque la strada è quella, li vedi le persone, quindi era una bella ragazza anche. Sono veramente sconvolta. Cosa prova adesso? Rabbia, perché non è possibile, non si può andare avanti così. Dicevamo in apertura di un gravissimo incidente, uno scontro tra un'auto condotta da un 85enne senza patente e un bus su cui si trovavano
molti studenti, è morto l'85enne, feriti molti ragazzi. Andiamo in diretta ad Oderzo da Daniela Sizzia. A te, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori, sono con Alberto Pivetta per la parte tecnica. Vi facciamo vedere, stanno tirando su in questo momento il pullman della TVO che trasportava gli studenti da San Donà verso l'istituto Sovizio. Lo vedete, lo stanno tirando su in questo momento. Una tragedia, direttore, che poteva essere ancora più grave, perché lo vedete, poco più avanti c'è un ponticello e se fosse finito lì probabilmente il bilancio sarebbe stato ancora più drammatico. Ce lo confermano anche dalla società TVO. L'autista ora è sotto shock, i studenti feriti sono circa una ventina, all'interno ce n'erano una quarantina, trasportati negli ospedali di Oderzo, alcuni con i familiari sono andati a San Donà, altri a Portogruaro, molti sono stati dimessi, solo poche contusioni e tanto shock, lo stato di shock dei ragazzi ovviamente, perché l'autobus era completamente inclinato sul pullman e sul fosso. L'85enne ha avuto un malore, hanno detto che l'hanno visto fare zig zag sulla strada, poi si è inclinato, poi è finito proprio con un impatto frontale sotto proprio il pullman. L'anziano è morto sul colpo e si sta cercando anche di capire. Una notizia che è arrivata è che probabilmente l'85enne non aveva la patente, nel senso che la patente gli era scaduta a settembre e da quello che hanno detto insomma le forze dell'ordine non gli era arrivata la certificazione positiva per il rinnovo. Questo vuol dire che lui stava guidando in questo momento senza patente. Lo vedete la fatica fra l'altro di tirarlo su, ce lo dicevano anche i vigili del fuoco. La vittima di questa tragedia si chiamava Germano De Luca, 85 anni. Nulla da fare per lui perché insomma l'impatto è stato violentissimo. Siamo andati anche nella scuola a Sovizio, ci diceva il preside, abbiamo avuto notizie frammentarie, quindi dice siamo molto preoccupati per i nostri studenti, che ovviamente nessuno di quelli che era nel pullman è andato a scuola, ovviamente sotto shock. Dice noi lo aspettiamo tutti quanti a braccia aperte, stiamo cercando di capire anche la situazione dei feriti, però come vi dicevo fortunatamente gli studenti molti di loro sono già stati dimessi con qualche contusione e tantissima paura. Una strada, fra l'altro, ci dicevano che non è pericolosa, è una strada stretta ma non pericolosa, quindi davvero è stata una tragica fatalità quando il pullman è arrivato e lui purtroppo si è sentito male, un malore che lo ha portato ad invadere la corsia proprio del pullman. Ovviamente indagini in corso ora da parte dei carabinieri per ricostruire questa tragedia che appunto, come vi dicevo, poteva davvero avere conseguenze ancora più gravi. Queste sono le notizie qua da Pevon di Oderzo, direttore, io ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizzia. Purtroppo questo ennesimo incidente provocato da un anziano indurrà il legislatore a un giro di vite per il rinnovo delle patenti, che sarà reso obbligatorio in tempi più brevi per persone che hanno superato una certa età. Ma sentiamo anche il commento del presidente dell'azienda trasporti ATVO, Cerchier. Stefano Cerchier, presidente di ATVO, azienda dei trasporti del Veneto Orientale, questa mattina in provincia di Treviso il terribile incidente nel quale ha perso la vita una persona. Sì, siamo profondamente addolorati e porgiamo le condoglianze alla famiglia del conducente dell'auto che si è scontrata con il nostro mezzo. Facciamo anche gli auguri al nostro autista che è già stato dimesso dall'ospedale, che seppur ferito è riuscito a mettere in sicurezza tutti i ragazzi che trasportava, aprendo le botole e facendo sì che nessuno corresse qualche rischio dovuto all'entrata nel fosso dell'autobus. Sì, voi l'avete sentito, come sta l'autista? L'autista è scioccato sicuramente per quello che è successo, però insomma è stato dimesso, quindi
ha avuto un impatto emotivo ma non un impatto fisico. Mentre per quanto riguarda i ragazzi ci sono stati dei feriti? Ci sono stati 5 feriti, dalle informazioni che abbiamo raccolto sono già stati tutti dimessi dall'ospedale. Ecco, feriti lievi, quindi allora il protocollo in questo caso cosa prevede? Cioè da dove sono stati fatti uscire i ragazzi? I ragazzi sono stati fatti uscire proprio per la posizione del mezzo dalle botole che sono previste sopra il tetto, sono 2 botole che si aprono a spinta e da lì l'autista è riuscito a far uscire tutti i ragazzi che erano a bordo del mezzo. Era questo il presidente di ATVO dopo l'incidente. Torniamo alla cronaca nera e in particolare ai cold case, i cosiddetti cold case. C'è stata una svolta clamorosa dopo 27 anni nel duplice delitto di Elisea Marcone e della figlia Cristina De Carli, le 2 donne di paese massacrate a Rosolina Mare. Il 13 marzo prossimo in Corte d'Assise a Rovigo si aprirà un processo a carico di un cittadino cecoslovacco di 48 anni, Karel Dušek, questo è il suo nome. Sentiamo. Per quasi 3 decenni la loro morte è stata avvolta nel mistero e nell'orrore, ma forse ora per Elisea Marcon e la figlia Cristina De Carli si potrà avere giustizia. La procura di Rovigo infatti ha ottenuto il rinvio a giudizio di un cittadino ceco, oggi 48enne. Sarebbe stato lui a massacrare le 2 donne trevigiane residenti a paese, ma che d'estate gestivano un chiosco a Rosolina Mare sul delta polesano. Qui nella spiaggia dei Casoni vennero bastonate senza alcuna pietà. Era il 29 giugno del 1998, pochi giorni dopo i funerali proprio a paese. Elisea aveva 59 anni, fu trovata con il cranio sfondato senza vita, mentre Cristina, all'epoca 23enne, agonizzante, rimase in vita per alcuni giorni. 9 colpi la prima, 16 la seconda, fu impossibile salvarla. Nelle scorse ore la svolta, dopo mesi di indagini svolte nel massimo riservo, con gli inquirenti che sono risaliti all'uomo tramite l'incrocio del DNA. 27 anni dopo, Karel Dušek, questo è il suo nome, risulta irreperibile e a piede libero dal 12 ottobre scorso in Repubblica Ceca, dove era stato scarcerato per un altro reato. All'epoca dei fatti era appena 20enne, frequentava abitualmente il locale, molto noto tra gli anni 80 e 90, e probabilmente aveva avuto un legame con Cristina. La nuova profilatura genetica da parte del RIS di Parma lo avrebbe quindi incastrato. Mancherebbe all'appello un secondo soggetto, un complice. I killer si erano poi dati alla fuga a bordo della Fiat Argenta della De Carli, con l'auto poi ritrovata a Marghera. Acclarato il movente, la mattanza sarebbe l'esito di una rapina finita nel sangue, poco più di 400.000 lire. Il bottino. Negli anni scorsi si era parlato anche di un uomo, un camionista di Forlì, poi morto nei primi anni 2000 in carcere, dove si trovava per aver decapitato la moglie. Ora la nuova svolta, per certi versi clamorosa, tasselli che si rimettono al loro posto e che sembravano essere stati sparigliati dal tempo. Il servizio di Christian Arboit e l'omicidio di Dolores Dori. Si è costituito dai carabinieri di Brescia Roberto Held, 40enne consuocero della donna uccisa a colpi di pistola lo scorso 2 ottobre. Dopo quasi un mese si è costituito nella caserma dei carabinieri di Desenzano del Garda l'uomo accusato di aver sparato e ucciso Dolores Dori, la 44enne Sinti di Camponogara, che insieme alla mamma e al figlio 16enne era andata a riprendere sua figlia nel campo nomadi di Lonato del Garda lo scorso 2 ottobre. Si tratta del consuocero della Dori, Roberto Held, italiano di 40 anni. Ricercato da settimane, si è presentato spontaneamente dai carabinieri, dove è stato sottoposto a fermo e trasferito nella casa circondariale di Brescia. Intanto, nei giorni scorsi si è svolto a Camponogara il funerale di Dolores Dori, una cerimonia silenziosa e controllata, officiata all'alba al cimitero perché non si creassero problemi di ordine pubblico e supervisionata dalle forze dell'ordine in divisa e in borghese. La 44enne è morta la notte del 2 ottobre scorso, quando, accompagnata dalla mamma 59enne e dal figlio, entrambi in custodia e in carcere, aveva raggiunto armata il campo dove stavano i consuoceri, aprendo il fuoco per portare via la figlia, fidanzata con un giovane del clan considerato rivale, contro il volere dei genitori, Dolores e il marito. È scoppiata una sparatoria e la Dori è morta alcune ore dopo in ospedale.
Servizio di Ilaria Marchiori, 3 mesi fa il delitto di Gemona, ricorderete, un uomo che era stato fatto a pezzi. Da allora i resti del corpo della vittima sono ancora a disposizione della magistratura. Il procuratore Lia spiega i motivi per cui il nulla osta alla sepoltura non è stato ancora possibile. Vediamo. A 3 mesi dall'omicidio non c'è ancora una data per i funerali di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi nella casa di via dei Lotti a Gemona. Come già riferito nelle settimane scorse, troppi sono ancora i nodi da sciogliere sulle modalità del delitto, di cui si è accusata la mamma Lorena, ex infermiera di 62 anni, che a sua volta ha indicato nella nuora trentenne Melin Castro Monsalvo l'ispiratrice oltre che complice materiale del barbaro assassinio. Il procuratore di Udine Massimo Lia ha spiegato il motivo principale che al momento ostacola il rilascio del nulla osta per la sepoltura. Manca ancora l'esito di alcuni accertamenti, in particolare quelli tossicologici, riferisce il procuratore, che poi aggiunge si tratta di un'indagine molto peculiare per la quale servono scrupolose verifiche per poter attribuire le varie responsabilità. Un delitto di questo tipo, continua Lia, ha pochissimi precedenti ed anche le modalità di ritrovamento delle spoglie mortali. Per questa ragione siamo scrupolosi nel portare a termine tutti gli approfondimenti scientifici. Al momento non posso indicare una data presunta per poter concedere il nulla osta alla sepoltura, dipende dai tecnici che abbiamo incaricato. La ricostruzione finora ipotizzata si basa sulle dichiarazioni di Lorena Venier rilasciate ai carabinieri, al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari. Di recente il sostituto procuratore Giorgio Milillo, titolare dell'inchiesta, si è trovato di fronte ad un cambio di strategia da parte della donna, evidentemente consigliata dai nuovi avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, avvalendosi della facoltà di non rispondere ad un interrogatorio programmato dal magistrato della procura udinese. Servizio della nostra redazione di Udine, molto spesso vediamo conto di risse, di pestaggi, di scontri tra giovani davanti a locali pubblici, spesso nelle zone della Movida. È successo molte volte, troppe volte anche a Vicenza, per cui è stata proposta l'istituzione del cosiddetto street tutor, che è presentata dalle forze politiche di minoranza ed è stata approvata ieri sera all'unanimità in Consiglio Comunale. Andiamo da Daniele Garbin e per la parte tecnica da Simone Squarcina. Vicenza, a te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, confermo, è proprio questa la notizia del giorno, l'emendamento, comunque la mozione presentata dalle forze dell'opposizione, il primo firmatario Nicolò Clerio, buongiorno, grazie. Capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, è stata quella che avevi accennato, è stata votata all'unanimità dopo anche una battaglia, comunque una discussione di convincimento, non è stato facile, lei era rappresentante anche di un firmatario con altre forze politiche e questa figura, ricordiamo, sono dei volontari, delle figure civiche, non sono ronde, non sono vigilanza, era un'istituzione di questa figura che esiste già in altre città e che invece per qualche motivo a Vicenza stentava. Qual è stata la difficoltà? Innanzitutto le chiediamo soddisfatto per quello che è stata la votazione. Sì, siamo molto soddisfatti perché abbiamo sempre creduto nella bontà di questa idea, di questa iniziativa che è già presente in Regione Veneto, al di là dei tecnicismi che ci hanno messo davanti come il parere tecnico negativo del comandante della polizia locale. Questa idea non ha nessun riferimento a quello che è la vigilanza privata, si parla comunque di assistenti civici, di informatori di strada che sono al supporto dei cittadini qui. La maggioranza, dopo una lunga discussione di ieri, ha capito, ripeto, la legittimità di questa nostra proposta e l'ha fatta votare all'unanimità. Questo, ripeto, non è una proposta che viene solo dalla minoranza, viene dai baristi, dalle vetrine del centro, dai commercianti e dai turisti che vogliono avere dei punti di riferimento comunque ai limiti della legalità su cui contare. Ecco, ricordiamo, sono figure che saranno riconoscibili, dovranno fare un corso di formazione, per cui c'è anche tutto un iter. A questo punto, con questo parere, quale succederà dopo? Sì, il sindaco si è impegnato che avrà un confronto col prefetto nelle prossime settimane. Noi confidiamo comunque entro fine anno, comunque appena inizio dell'anno nuovo, di averli già operativi, ripeto, a disposizione dei cittadini. Quante volte vi è capitato di avere un amico che vi dice no, io non vengo a Vicenza in centro perché ho paura? Ecco, questi saranno, al vostro amico risponderete
importante che ci sono queste figure che saranno, ripeto, un punto di riferimento per chi ha qualsiasi tipo di problema, possono contare su di loro in assenza comunque delle forze dell'ordine che presidiano il territorio. Ecco, ricordiamo, saranno anche visibili delle pettorine, saranno anche segnalati, verranno poi dispiegati nei punti critici di sera, prevalentemente nella modina movida violenta magari segnalate. Quando è che potremo vederli così? Ha un'idea a grandi linee, se tutto andasse come si spera a buon fine? Quando li vedremo qui a Vicenza? Allora, in base a come andrà l'incontro col prefetto, si può anche pensare, se non di metterlo a bilancio di quest'anno, si può pensare comunque a una collaborazione anche con i commercianti, con le associazioni di categoria, che secondo me, visto dopo l'interlocuzione che abbiamo avuto prima di presentare questa idea, sono favorevolissimi, ripeto, ad attivarla qui nel nostro centro storico di Vicenza. Quando? Speriamo i primi mesi dell'anno nuovo. Ecco, allora per il momento da Vicenza è tutto. Direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin e a Simone Squarcina, e peraltro sono in corso da tempo e si sono intensificati i controlli ordinati dalla Questura proprio nelle zone dei locali pubblici. Controlli intensificati della Questura nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento del capoluogo frequentati prevalentemente da giovani. Un'azione sinergica con le diverse forze di polizia e dell'Ispettorato del Lavoro che hanno portato all'arresto di una persona, alla denuncia di 2 soggetti e ad accertamenti specifici in una discoteca in zona Vicenza Est. L'arrestato è un 22enne nel corso di un controllo a Ponte Alto avvenuto verso le 3:30. Il giovane ha aggredito a calci e pugni gli agenti della stradale, procurando a 2 di loro lesioni personali guaribili in 5 e 4 giorni. Ad essere stati denunciati un buttafuori 44enne di Schio privo di licenza prefettizia e un automobilista ubriaco di 45 anni a cui è stata ritirata la patente. Nella discoteca, oltre alla presenza di numerosi pregiudicati, gli ispettori hanno rilevato una serie di irregolarità dal punto di vista della sicurezza che potrebbero portare, dopo gli accertamenti, alla revoca della licenza. Una notizia da giornale di Vicenza: può abbassare la voce ma viene preso a pugni da un pugile alle poste, quindi non solo preso a pugni ma addirittura da un pugile. È stato un 53enne ad essere aggredito a San Giuseppe di Cassola, a soqquadro pure gli arredi della filiale. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso con l'ambulanza. Adesso andiamo a Mestre da Eddie Kaliman e da Tommaso Migò per la parte tecnica, perché sono state scoperte 1000 immagini realizzate con l'intelligenza artificiale, immagini pedopornografiche. C'è stato un fermo. A te, Eddie. Esatto, direttore, buongiorno. Un arresto, in realtà quello che ha visto il 52enne trovatosi con la polizia alle spalle. Stava creando infatti oltre quasi 1 migliaio di immagini pedopornografiche generate con l'intelligenza artificiale. Siamo in compagnia del vicequestore aggiunto Michele Fiorotto e i colleghi che hanno aiutato, insomma, e sono stati protagonisti di questa importante indagine. Ci racconti bene come siete riusciti a scovare, insomma, questo 52enne residente a Venezia che creava questo genere di immagini? Sì, il soggetto è stato arrestato al termine di un'indagine che è partita da una comunicazione di dati che arriva da un collaterale estero. L'arrestato aveva a livello domestico creato un proprio sistema di intelligenza artificiale, dotandosi di una macchina leggermente più performante di una macchina normale, scaricando un software che era già stato, preconfezionato per svolgere delle funzioni di creazione di immagini o altre funzionalità basate sulla I, e dalla rete aveva scaricato 450.000 immagini reali di minori, che poi ha utilizzato per allenare il sistema di intelligenza artificiale per generare appunto queste 900 immagini pedopornografiche virtuali. Cosa più spaventosa è che non era faticoso distinguerle dal reale al falso.
È un po' la caratteristica dell'intelligenza artificiale, quella di generare contenuti tale e quali a quelli reali e quindi indistinguibili. Ed è questo un po' il pericolo dell'intelligenza, però ci diceva che anche come polizia state cercando di mettere a punto un sistema anche per aiutarvi nelle indagini di questo tipo, perché questo significa altrimenti dover visionare una per una queste immagini e riconoscerle sostanzialmente. Assolutamente, lo strumento, come tutti gli strumenti tecnologici, anche l'intelligenza artificiale è uno strumento neutro, può essere utilizzato a fin di bene o per fini malevoli. Noi come Polizia Postale stiamo collaborando con l'Università Aldo Moro di Bari, che sta sviluppando un tool per il riconoscimento automatico all'interno di quelli che sono i dispositivi sequestrati del materiale pedopornografico. Così, direttore da Mestre, se non hai domande con Tommaso Migot, ringraziando il vicequestore, ti restituisco la linea. Grazie molte a Heidi Kaliman e a Tommaso Migot. Io direi di vedere anche, a proposito di queste modifiche, manipolazioni realizzate con l'intelligenza artificiale, che cosa è successo anche a tante attrici, a tante donne dello spettacolo che sono state addirittura in un sito modificate con il loro volto appiccicato ad un corpo nudo e ad immagini pornografiche. Qui magari intanto vediamo il titolo, poi vedremo anche che cosa ha detta. La famosa Emma Thompson, l'attrice creata con l'intelligenza artificiale, è un incubo solo per fare soldi, ed è anche un incubo per coloro che è un incubo anche per coloro che fanno lavori che con l'intelligenza artificiale possono sparire completamente, quindi c'è molta preoccupazione anche dal punto di vista occupazionale, insomma, dei livelli occupazionali. Torniamo alla cronaca. C'è stata una giornata di terrore ieri a Cervarese Santa Croce, dove un 56enne si è barricato per ore in casa minacciando di far esplodere il condominio. Barricato in casa per ore, con un coltello in mano, ha minacciato di far esplodere il condominio. È stata una giornata di terrore, quella vissuta in via Peserico a Cervarese Santa Croce, dove un 56enne si è chiuso nella propria abitazione dopo una lite con i genitori anziani. L'uomo, già noto per episodi simili, ha costretto i carabinieri a evacuare tutti gli inquilini del palazzo e i vigili del fuoco a interrompere corrente e gas. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle aliquote di pronto intervento, il personale del 118 e un negoziatore dell'arma, che ha tentato per ore di convincerlo ad uscire. L'uomo si è più volte affacciato sul balcone, impugnando un coltello e minacciando gesti estremi. La situazione si è sbloccata solo dopo le 20:30, quando i militari hanno fatto irruzione. Il 56enne è stato sedato e trasportato in ambulanza. Nessun ferito, ma tanta paura nel quartiere. Un episodio che riporta alla mente quello dell'ottobre 2024, quando il 56enne si era già barricato in casa rifiutando un intervento sanitario. Truffatore seriale che è stato arrestato, una 41enne che prendeva di mira soprattutto gli anziani in tutto il Veneto. Ad aprile si era presentato a casa di un'anziana padovana che viveva da sola, fingendosi un avvocato incaricato dal figlio di ritirare soldi e gioielli perché era appena stato derubato ed era rimasto senza denaro. Il truffatore aveva addirittura contattato al telefono, mentre era in casa della vittima, un uomo e una donna, suoi complici, che piangendo e dicendosi disperati avevano convinto l'anziana di essere proprio i suoi due figli in difficoltà economiche e che quel sedicente avvocato era stato mandato da loro. La donna, convinta di aiutare i figli, aveva così consegnato al malvivente qualche centinaio di euro e tutti i gioielli che aveva in casa, ricordi di una vita, per un ammontare di circa 10.000 euro. Dopo un'indagine della squadra mobile di Padova, il colpevole è stato identificato ed è stato notificato un'ordinanza di custodia cautelare mentre si trova richiuso in carcere. Si tratta di un 41enne campano con precedenti per truffa commessi in questi mesi tra le province di Padova, Verona e Brescia. Nei giorni seguenti la truffa di Padova, infatti, aveva derubato anche una 91enne veronese, sempre con la tecnica del finto avvocato. Altri due episodi gli vengono contestati sempre nella città scaligera a marzo, con due vittime ottantenni. L'uomo è responsabile anche di una truffa a Brescia.
Un altro lutto, una notizia di quelle che lasciano un silenzio pesante nella comunità delle persone scomparse, che erano conosciute, erano apprezzate. In questo caso la comunità di Livinallongo del Col di Lana, sotto shock per la morte di Lara De Cassan, di 37 anni, deceduta a Sharm el Sheikh apparentemente per arresto cardiocircolatorio. La donna era in vacanza nella nota località egiziana con il marito Simone Grones, maestro di sci, e i suoi 3 figli quando è stata accolta da malore e a nulla sono valsi tempestivi tentativi di rianimarla. Nota albergatrice dell'Alto Agordino, Lara De Cassan gestiva lo storico Hotel Malita di Araba, il Garni Serena. Il marito e i figli hanno già fatto il rientro in Italia con un volo su Milano. I tempi per il rimpatrio della salma saranno invece più lunghi e serviranno per il completamento delle pratiche burocratiche, oltre che dell'accertamento delle cause della morte improvvisa della giovane donna. Prima svolta invece nel mistero della morte di Chiara Zardo, 18enne, trovata senza vita sabato nel primo pomeriggio nella sua casa di Pederobba. Si indaga per morte conseguente da altro reato. L'incarico per l'autopsia sarà affidato giovedì 30 ottobre. L'idea è quella appunto di verificare le origini e le cause della morte e verificare appunto se è una morte naturale o se è successo qualcos'altro, insomma. È su questo qualcos'altro che adesso ci si concentra per fare piena luce sulla morte di Chiara Zardo, la 18enne trovata senza vita dalla madre nella sua casa di Pederobba sabato nel primo pomeriggio. Il conferimento dell'incarico avverrà giovedì e a occuparsi dell'autopsia sarà l'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Nelle scorse ore la stessa mamma, Elisa Ciannillo, si è rivolta al legale trevigiano Davide Favotto. Sempre nelle scorse ore il fascicolo in procura è cambiato, ora si indaga per morte conseguente da altro reato. L'ipotesi del pubblico ministero, probabilmente appunto per sostenere la necessità dell'autopsia, è quella evidentemente di un'interferenza con una cessione di sostanze stupefacenti, alcoliche o quant'altro che possono per l'appunto aver interferito sull'apparato cardiocircolatorio della ragazza. È chiaro che nel caso venissero trovate sostanze estranee non riconducibili all'antinfiammatorio assunto da Chiara per un mal di gola prima di andare a dormire, potrebbero aprirsi nuovi scenari. Del resto gli stessi inquirenti hanno già ascoltato alcuni degli amici che con la 18enne hanno trascorso l'ultima sera, quella del venerdì. Evidentemente se il pubblico ministero ha inteso procedere con l'autopsia e di modificare il modello di riferimento è perché ritiene che ci possa essere stato qualcuno che abbia fornito evidentemente delle sostanze, ripeto, e avrà avuto conferma anche il pubblico ministero di questa cosa dall'assunzione di alcune persone che possono aver frequentato la ragazza in quella sera precedente la morte. Va detto che al momento non ci sono formalmente indagati, ma la sensazione è che l'autopsia possa essere davvero dirimente e che possa fornire riscontri alle dichiarazioni rese finora. La famiglia mi ha dato incarico appunto di nominare un consulente di parte perché anche la madre e il padre vogliono capire esattamente cosa è successo. Oggi in regia Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo. Adesso andiamo in diretta da Vanessa Banzatto perché 7 anni fa la tempesta Vaia, venti che soffiarono ad oltre 200 km all'ora, milioni di alberi abbattuti. Vanessa, a te. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio nel cuore della piana di Marcesina. Alle nostre spalle potete vedere la ferita lasciata 7 anni fa da Vaia, una ferita che continua a pesare e a creare un dolore a tutte le persone che vivono e amano la montagna. Con me il vice sindaco di Enego Giacomo Caregnato, che ci racconta invece come, nonostante la ferita sia ancora più che mai presente e profonda, ci sia la voglia di riportare questa parte della montagna allo splendore di un tempo. Lo sta già facendo la natura dal suo canto e lo sta facendo anche l'uomo. Sì, noi abbiamo appunto come comune partecipato a dei bandi appunto di Avepa e siamo stati beneficiari appunto di un contributo l'anno scorso di 100.000 euro più IVA e quest'anno di 200.000 euro più IVA per appunto la piantumazione del nuovo bosco.
Oltretutto abbiamo partecipato a un bando di Cari Verona appunto per la salvaguardia appunto della piana di Marcesina. Abbiamo inserito anche in questo bando, di cui siamo stati beneficiari, di 390.000 euro che prevedono anche una notevole quantità di rimboschimento. Ecco appunto, quindi voi state proprio ripiantando i vari alberi, tenendo però ben presente che c'è necessità di variare la tipologia delle piante. Esatto, l'errore, se vogliamo chiamarlo errore, che è stato fatto quando sono state piantate appunto l'abete rosso, è stato appunto la concentrazione di monocultura. Per cui è stato un bosco fragile, un bosco appunto attaccabile dal vento. Ecco, come avete potuto vedere anche voi qua nel bosco, le piante che sono rimaste in piedi sono il faggio, per cui si prevederà l'arice, appunto, e si prevederà nei boschi del futuro di variare appunto le varietà, appunto, non solo con l'abete rosso, ma l'abete bianco, l'arice, il faggio, il sorbolo, la betulla, insomma tutte le piante insomma che varino un po' la qualità del bosco. Cos'è stato per voi Vaia? Beh, diciamo è stato uno shock enorme, perché noi abbiamo avuto appunto una quantità di piante abbattute che si può considerare 500.000 metri cubi di legname, per cui se consideriamo che il comune di Enego, la ripresa, che è la quantità che la regione ci concede per tagliare, in funzione della ricrescita del bosco, era di 800 metri cubi all'anno, per cui abbiamo dissipato appunto un patrimonio. Ecco, però insomma abbiamo visto che la natura sta riprendendo con forza il suo spazio, con le piantumazioni, con la ricrescita spontanea, con un controllo appunto della densità e delle varietà. Cercheremo di costruire i boschi del futuro. Senza dimenticare anche il rapporto che avete instaurato con l'Università di Padova. Ecco, è stato uno dei capisaldi, diciamo, della nostra amministrazione, cercare la collaborazione, grazie appunto a un dottore forestale famoso qua in Altopiano e non solo, che è Gianni Rigoni Stern. Appunto ci ha messo in contatto con il TESAF, che è il dipartimento appunto dell'Università di Padova, presieduto dal professor Lingua, e con loro abbiamo proprio fatto una convenzione come comune, istituendo un dottorato di ricerca appunto per dettare delle linee guida che servono appunto a costruire e a controllare i boschi del futuro. Tra l'altro il dottor Gianni Rigoni Stern, che non è una persona a caso, è il figlio del grandissimo scrittore Mario Rigoni Stern, che aveva un legame profondo col territorio. Sì, soprattutto con la Marcesina, difatti, con i boschi in generale, con l'altopiano in generale, difatti chi ha letto i suoi libri appunto, certo. Ecco, però ecco, diciamo che la piana di Marcesina lui l'aveva nel cuore. C'è anche da aggiungere una cosa, direttore, perché oltre alla piaga di Vaia c'è stata un'altra piaga che ha interessato purtroppo tutte le piante rimaste in piedi. Sì, è stato il bostrico che ha fatto, diciamo, il resto del danno. Difatti c'è stata un'epidemia, diciamo così, che ha riguardato non solo il nostro comune ma tutto l'arco alpino con il bostrico, mettendo anche in crisi così un po' il sistema di taglio e di trasporto del legname, perché anche qua ci sono delle quantità enormi, insomma, che dovranno essere tagliate per forza. Rapidissimamente, che futuro vede? Il futuro, la natura è madre, per cui bisogna aver fiducia e io sono fiducioso. Hai sentito, direttore, una grande fiducia nella natura. A me viene in mente a questo punto la natura madre matrigna alla Leopardi proprio, matrigna nel momento in cui è arrivata Vaia, madre nel momento in cui tutte queste piante decidono di rinascere e di rendere ancora splendida la piana della Marcesina. Da Marcesina, comune di Enego, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzata e Andrea Benetti per la parte tecnica. Il bostrico è davvero un flagello sia per i boschi del Veneto che in Alto Adige. Ci sono intere aree di conifere devastate, proprio non ci sono più alberi, sono marciti per colpa di questi coleotteri che le distruggono. È impressionante i danni che riescono a fare. Purtroppo. Vediamo invece i danni da incendio in fiamme, una casa di San Giorgio delle Pertiche, 2 persone che sono state trasportate in ospedale, le cause del rogo sono ancora da accertare.
Attimi di panico ieri sera a San Giorgio delle Pertiche, dove è scoppiato un incendio attorno alle 19:30 all'interno di un'abitazione in via San Giorgio, la strada che collega il paese a Santa Giustina in Colle. Sul posto sono intervenute 3 autobotti dei Vigili del Fuoco con diverse squadre impegnate per oltre un'ora nelle operazioni di spegnimento, concluse intorno alle 21. Per garantire la sicurezza, le forze dell'ordine hanno chiuso temporaneamente la viabilità nella zona. Secondo le prime ricostruzioni, 2 persone occupanti della casa sono state trasportate in ospedale. Si tratterebbe di un'intossicazione da fumo, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Restano ancora ignote le cause del rogo e sono ancora in corso le verifiche per stimare l'entità dei danni. L'entità dei danni che provocano e aumentano i danni, i ladri che entrano nelle abitazioni, vediamo un titolo del Mattino di Padova, ladri in casa in pieno giorno a Santa Rita, rubano abiti firmati e gioielli, la proprietaria dell'appartamento, abbiamo stimato danni per migliaia di euro, vittime sempre più spesso spinte a installare porte blindate e sistemi di allarme. Poi proprio ieri avevamo dato la notizia dell'ex direttore dello psichiatrico di Vittorio Veneto, il dottor Urbani, che è stato aggredito a Conegliano, picchiato e rapinato del suo Rolex. E cresce la preoccupazione anche nel Bassanese, i ladri non si fermano neanche davanti alla presenza dei proprietari. Colpi in abitazione, 2 gli episodi che ci sono stati segnalati tra Romano Dezzelino e Marostica a Fellette. Mentre i padroni di casa stavano guardando la TV attorno alle 19, hanno avvertito un rumore provenire dalla porta finestra della cucina. Spaventati hanno subito acceso le luci e, raggiunta la stanza, hanno notato il vetro rotto e la serratura forzata. Fortunatamente i ladri, vistisi scoperti, non sono riusciti a entrare, ma la paura cresce perché le persone non si sentono più sicure neanche tra le 4 mura domestiche. Malviventi in azione anche a Marostica, in questo caso sono riusciti a entrare in un appartamento al primo piano di una palazzina in pieno centro, mettendo tutto a soqquadro, questa volta approfittando del fatto che non ci fosse nessuno presente. Non trovando nulla di valore, se ne sono andati a mani vuote, lasciando però il vetro della finestra da cui sono entrati e poi scappati infranto. Indagano i carabinieri. E il tema della sicurezza ancora molto caldo a Treviso. Il sindaco Conte, dopo la rapina subita da una 70enne, annuncia che sulle mura di Treviso ci saranno nuove telecamere e una nuova illuminazione. Poi ovviamente rimane ancora la questione delle baby gang. I 2 che vengono alle mani, le grida, la minaccia di chiamare la polizia, la situazione che solo lentamente ritorna alla normalità. Ennesima scazzottata in pieno giorno in via Fiumicelli tra i giardinetti di Sant'Andrea e piazza Borsa. Protagonisti i soliti noti, ma tant'è, il problema sicurezza rimane. Archiviato per il momento lo strumento della zona rossa, che in primavera parte della maggioranza di Cassugana aveva insistito venisse ampliata fino in via Collalto, è il quotidiano Presidio del Territorio. Ora il tema: si tratti di controlli da parte delle forze dell'ordine o presidi passivi come la videosorveglianza e l'illuminazione pubblica. La rapina subita sulle mura da una 70enne a cui un giovane ha strappato la collana d'oro mentre passeggiava con un'amica riporta l'attenzione su una delle aree più frequentate della città. Anche alla luce di quell'episodio, che per fortuna è un episodio isolato, che però non vogliamo sottovalutare, ho dato mandato di accelerare con il rifacimento dell'illuminazione pubblica proprio sui passeggi delle mura. Quindi tempo tecnico del reperimento del materiale, e credo che nel giro di 2 mesi potremmo vedere una luce nuova su tutte le mura cittadine, inteso come sul passeggio, che significa dare anche un segnale importante. Oltre a questo stiamo lavorando anche per implementare sempre l'impianto di videocamere di sorveglianza. Anche le mura saranno oggetto di installazione. Telecamere sulle mura dunque e maggiore illuminazione, una richiesta che arriva da tutti i quartieri della città, non ultima la petizione dei residenti di Piazza Matteotti e Piazza del Grano. Con il comune che chiede ai cittadini di avere pazienza, è stato avviato un intervento lungo e impegnativo. Prevede il rifacimento di oltre 16.000 punti luce, l'implementazione dell'illuminazione pubblica in quelle vie dove non c'è, con la sostituzione dei vecchi pali di cemento, e anche il rifacimento di circa 70 km di linee. Quindi nel giro di ancora circa un annetto verrà completato tutta l'operazione, per poi consegnare alla città un impianto di illuminazione completamente rinnovato e con una luce LED molto efficiente anche per il funzionamento delle videocamere.
La prima pagina dell'Arena di Verona, una maxi rissa in strada con Sassaiola, è successo a Bovolone, 11 ragazzi denunciati, il sindaco chiede un incontro con il questore, il gruppo era formato anche da ragazze ed è stato identificato dai carabinieri. Indignazione per la campagna di reclutamento personale avviata da Adecco nel Bellunese, una campagna offensiva secondo la CGIL che ha chiesto alla società di ritirare i manifesti. È un manifesto che dovrebbe invitare insomma, i giovani della montagna a venire a lavorare in città. È stato fatto in maniera veramente superficiale. Eccolo il manifesto di reclutamento personale che ha fatto indignare la CGIL di Belluno, con le montagne sullo sfondo, un ragazzo in abiti da lavoro, uno slogan in dialetto che in italiano suona più o meno così: scendete a valle che c'è da far andare avanti tutto. La montagna è un'altra cosa. Chi abita in montagna sceglie di rimanere lì, sceglie di far vivere queste comunità in un momento in cui parliamo continuamente di spopolamento. In sostanza ridicolizzare o sottovalutare l'intelligenza di quelle comunità, la capacità di resilienza che hanno gli abitanti della montagna è veramente una questione sulla quale non si può tacere. Chi ha pensato alla campagna è APCO, società di consulenza di Adecco Italia, che sollecitata si è già scusata se la campagna è stata percepita come offensiva. Non era nostra intenzione mancare di rispetto ai territori della provincia di Belluno, né tantomeno incentivare lo spopolamento delle aree montane, si legge nella nota inviata dalla direttrice di APCO Federica Mariani. Il messaggio, prosegue, era stato concepito esclusivamente con l'obiettivo di promuovere alcune opportunità lavorative legate a grandi eventi previsti nella zona. CGIL accetta le scuse, ma il problema resta perché è stato utilizzato un messaggio in un dialetto maccheronico che avvalora lo stereotipo distante dalla realtà del montanaro rozzo e semianalfabeta, non tenendo in nessun conto le tradizioni e la dignità delle lingue minoritarie, ribatte Denise Casanova. Non avevo dubbi che fosse stata un'agenzia che non esiste nel territorio di Belluno, che sta a Milano, che sostanzialmente non capisce nulla di quello che è la tradizione della montagna, la cultura della montagna e per cui mi ha proprio sostanzialmente dato molto fastidio. Avete chiesto ad Adecco di ritirarlo quel manifesto? Abbiamo chiesto di ritirarlo perché è vergognoso, poco rispettoso, ripeto, della difficoltà anche di continuare ad abitare quei luoghi, ed è poco rispettoso di quella cultura, delle lingue, del dialetto, del ladino, che comunque merita più rispetto e non può essere ridicolizzato con un slogan praticamente inesistente che non so da dove si siano inventati. Adecco fa sapere che non ritirerà i manifesti che fanno parte di una campagna per l'intera penisola italiana con altre declinazioni in altri territori. Fine del cessate il fuoco della tregua a Gaza City, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, anche dell'assalto dei Pro-Pal al parlamentare Emanuele Fiano, che era stato invitato a Ca' Foscari a parlare appunto di due popoli, due stati rispetto a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, Marco De Blasis del Movimento 5 Stelle. Intervento. La Commissione indipendente dell'ONU ha stabilito che quello è un genocidio, è stato stabilito, definito ed è chiaro, okay? È un genocidio. Ora, l'Italia ha sottoscritto dei trattati, okay? Per quando è definito genocidio ci sono delle conseguenze per le quali l'Italia, grazie a trattati che ha firmato, deve porre delle questioni, che sono quelle del non inviare armi, cosa che invece è stato documentato, è stato fatto e si continua a fare, okay? E nel isolare in qualche modo lo Stato di Israele per quelle che sono le colpe che ha fatto, che sta commettendo. Le immagini che abbiamo visto sono delle immagini di, non so, potrebbe essere uno di tanti film distopici che viene trasmesso ultimamente, invece è la realtà. E io faccio sempre presente di immaginare cosa vuol dire uno stadio pieno
uno stadio come il Friuli, 25.000 bambini pieni, uno stadio pieno con 25.000 bambini, tutti morti, okay? E adesso siamo a un conteggio ancora superiore. Quindi il punto è, per quanto possiamo dire che è sempre sbagliato impedire un dialogo e impedire, come le immagini che abbiamo visto, di esprimere il proprio parere, soprattutto in un ambiente come quello universitario, e sono d'accordo. Però il problema è che qui, e che ho anche sentito anche in un intervento precedente di manifestazioni teledirette, ma stiamo scherzando? Ma a Roma il 5 aprile c'erano migliaia e migliaia di persone, ma io lo trovo offensivo nei confronti di tutti coloro che hanno un pensiero diverso da quella che è la propaganda, che negli giornali, tra l'altro, che abbiamo visto qualche settimana fa, parlavano di pace, okay? La pace è fatta, è stato risolto, la pace è fatta. Non ci credeva nessuno a quei titoli di giornale, eppure si continuava, anche quelli che magari questa sera dicono diversamente. Sembrava che fosse tutto finito. Allora, questo era Marco De Blasi ieri sera a Focus. Andiamo avanti con la cronaca. Gli ambulanti di Piazza San Lorenzo a Vicenza hanno incontrato l'assessore. Nessun passo indietro del comune. Il mercato di Piazza San Lorenzo dovrà spostarsi per fare spazio alle casette del Natale. Sfrattati da Piazza San Lorenzo nelle 3 settimane del Natale. Ormai è ufficiale, gli ambulanti che a Vicenza animano il mercato del giovedì sono stati convocati in municipio e gli è stata comunicata la decisione dell'amministrazione. Non è andato molto bene perché praticamente non ci è dato la possibilità di far convivere il mercato del giovedì assieme alle bancherelle natalizie. Quindi gli ambulanti vengono sfrattati da Piazza San Lorenzo, che animano tutto l'anno, proprio nelle 3 settimane più remunerative, quelle del Natale. A luglio un nostro rappresentante ha incontrato il comune e gli è stato chiesto cosa ne pensava di spostare il mercato per il periodo natalizio per far spazio alle case di Natale, e ha detto di no. E quindi adesso noi, a grande sorpresa, abbiamo capito che il 16 di questo mese è stato detto che invece è stato fatto un bando, per cui è un fatto irreversibile, per cui non si può più spostare le case di Natale. In effetti, a metà ottobre l'amministrazione comunale aveva già deciso di fare un bando per le casette di Natale, che avrebbe comportato lo spostamento degli ambulanti del mercato di Piazza San Lorenzo in Piazza del Mutilato. E quest'anno, come fanno le grandi città, abbiamo deciso di avere una piazza dedicata a un mercato natalizio. È stata individuata in Piazza San Lorenzo, ci sono stati gli incontri con i rappresentanti dei commercianti, degli ambulanti. Però aspettavano di incontrarvi, non hanno più saputo nulla. Ma non hanno avuto un parere favorevole, e questo è comprensibile. In realtà per gli ambulanti non è comprensibile il fatto di essere mandati via contro la loro volontà, visto che pagano un canone annuale per 51 settimane e in Piazza San Lorenzo ne faranno 48. Nell'incontro di oggi però non c'è stato spazio per cambiare le cose. L'amministrazione vuole sperimentare. Avrà una funzione sperimentale su questo, quindi appunto le abbiamo spiegato che quest'anno è così, le altre valutazioni le faremo per il 2026 tenendo conto di tutti gli elementi. Insomma, il dado è tratto e a questo punto gli ambulanti dovranno decidere cosa fare. A questo punto o facciamo una protesta oppure facciamo causa al comune, quindi diventa una cosa lunga e non è mai finita, oppure ci rassegniamo ad andare ai piazzette mutilati e speriamo che qualche persona ci venga a fare la spesa in un posto un po' sfortunato. Allora passiamo alla politica. Avremo qui in studio tra poco Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia in Consiglio regionale e candidato alle prossime elezioni. Il candidato presidente del centrodestra Alberto Stefani ha presentato un suo vademecum in 5 punti che ha distribuito ai candidati consiglieri regionali. Sentiamo. I veneti sono persone pratiche, non amano le polemiche, non amano gli attacchi. Alla rabbia, agli attacchi noi rispondiamo con risultati, con proposte, con idee e con un progetto serio per il nostro territorio.
Non sono stati scritti sulla pietra, ma poco ci manca, i comandamenti del leghista veneto perfetto, 5 punti che per Alberto Stefani, candidato presidente del centrodestra, sono irrinunciabili. Il vademecum, per qualcuno una sorta di galateo politico-elettorale, è stato enunciato al K3 alla presenza dei candidati, tutti schierati per la photo opportunity, ognuno ha avuto la sua copia. 1. Massima trasparenza. 2. Rispetto e correttezza. 3. Contatto con il territorio, il che significa gli incontri periodici nei territori, che non devono avvenire soltanto in campagna elettorale, ma devono avvenire costantemente, soprattutto dopo, quindi 2 giorni alla settimana dedicati interamente ai cittadini della propria comunità, del proprio territorio, alle imprese, alle associazioni, a tutti coloro che vorranno confrontarsi con il consigliere regionale. Ma soprattutto il leghista di nuovo corso deve dimostrare compattezza, non cadere nei tranelli di chi vuole farci apparire divisi. Testuali le parole, stop anche alle provocazioni di chi cerca lo scontro solo per ottenere visibilità. Non dobbiamo cadere in provocazioni, in sterili polemiche, ma dobbiamo confrontarci tutti i giorni con i cittadini e parlare di quello che vogliamo dare e fare per il Veneto. Queste sono regole che abbiamo voluto dare ai nostri candidati per garantire al nostro territorio il futuro che merita. E tra i colonnelli leghisti al K3 c'era anche il capogruppo uscente Alberto Villanova, uno che i toni li sa accendere. Quindi una campagna elettorale democristiana. Vi chiedono una campagna... No, democristiano no. Io credo, insomma, per quanto mi riguarda sarebbe abbastanza difficile, però insomma di stare all'interno, insomma, di quello che è il buon comportamento, ma non è un problema. Fatte le regole, mancano però le sanzioni, è pur sempre campagna elettorale. Non esageriamo adesso, sennò mi toccherebbe pagare multa ogni giorno. Il galateo dei candidati ne parleremo ancora con Alberto Villanova qui tra poco. Andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo, i nostri registi. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus, il galateo per i candidati del Consiglio regionale di Alberto Stefani. Ne parliamo con Alberto Villanova. Buongiorno Villanova. Buongiorno direttore, grazie. Bentornato. Intanto è tornata la campagna, è iniziata la campagna elettorale, vediamo uno dei manifesti che vediamo adesso sui mezzi pubblici, no? Villanova, vota Lega, scrivi Villanova. Oggi è iniziata veramente la campagna, entriamo nel vivo e sicuramente è una campagna breve, più breve rispetto alle altre perché è arrivato tardi il nome del candidato, però adesso la facciamo veramente pancia a terra e come sappiamo farla noi, insomma. Come sta andando? Che riscontri ha girando? Perché poi in questi casi poi girate in continuazione. Sì, allora diciamo che il riscontro è buono, sicuramente è buono. È una campagna dove ovviamente per le regionali è molto difficile perché si va a preferenze, l'elettore indica il tuo nome sulla scheda, quindi vuol dire che deve avere un rapporto di fiducia, come dovrebbe essere secondo me in tutte le elezioni, anche per il Parlamento. E quindi anche tutto il lavoro fatto in questi anni sicuramente adesso va a frutto. Immagino che per chi arriva nuovo in questa sfida con 30 giorni sicuramente non è facile, perché coprire un territorio come quello della provincia di Treviso nel mio caso è un territorio molto ampio e per arrivare dappertutto è veramente difficile. Ecco, regionali, lei ha sempre detto c'è la linea del Piave e soprattutto la Lega deve restare primo partito, lo stesso dice Fratelli d'Italia, no? Ma è giusto che dica così anche Fratelli d'Italia, però io penso che insomma, per un partito come la Liga Veneta non ci può essere che l'obiettivo di arrivare primi in Veneto, non possiamo avere un obiettivo più basso di questo, cioè, è la nostra storia, è la regione più importante che ha della Lega, è dove è partita la battaglia sull'autonomia, è dove il presidente Zaia ha governato per 15 anni, cioè sarebbe veramente riduttivo pensare che la Liga Veneta punti a un piazzamento d'onore, no? Noi dobbiamo puntare ad arrivare primi, anche solo per come è stato il governo del presidente Zaia, e quindi noi abbiamo questo obiettivo in testa e so che tutti i candidati in lista lo stanno portando avanti perché sappiamo che dobbiamo fare non bene, strabene. Ecco, il peso del presidente Zaia come capolista in tutte le province l'abbiamo visto in tante occasioni anche in questi giorni insieme ad Alberto Stefani, quindi è una campagna elettorale proprio
alla Zaia, no? Appunto, lei diceva pancia a terra. Sì, ma anche perché, direttore, cioè noi abbiamo la forza della Lega e della Liga Veneta in particolare sono i suoi amministratori. Sono gli amministratori, sono le persone sul territorio, chi lavora per l'interesse dei veneti, e quindi logicamente noi puntiamo molto su chi compone le liste, sul nostro capolista che è il presidente Zaia, su Alberto Stefani che ha l'onore e l'onere di prendere il testimone da Zaia, e su ovviamente tutti noi, chi magari in consiglio regionale come me da un po' di anni. Io ho avuto l'onore di fare il portavoce del presidente in consiglio, ho avuto l'onore di fare il capogruppo, di presiedere l'intergruppo, di difendere tante volte anche in maniera aspra quello che è stato il nostro operato, e quindi noi adesso ovviamente puntiamo sui nostri uomini e le nostre donne che conoscono bene il territorio, che sanno andare a preferenze, e questo secondo me è il valore aggiunto rispetto anche agli alleati. Dopo è giusto che ci sia una sana competizione tra tutti noi, perché questo aumenta e porta sempre più in alto l'asticella e porterà un risultato bello per tutto il centrodestra. Però è logico che la sana competizione deve essere per arrivare primi, non per arrivare secondi o terzi. Certo, ecco, e poi nel suo discorso al Palazzo Zaia ha annunciato che sarebbe stato capolista, con una nota anche polemica, perché ha detto: se io sono un problema, come dicono, allora diventerò un problema, no? Per chi in qualche modo gli ha messo i bastoni tra le ruote, perché niente nome nel simbolo, niente lista, niente altro mandato, cioè si è visto uno Zaia chiaramente indispettito. Beh sì, diciamo che nell'ultimo anno abbiamo visto qualche sgambetto che è arrivato nei confronti della Lega, nei confronti di Zaia. Di sicuro questi non hanno fatto molto piacere né al Presidente in prima persona e neanche a noi. Io dico sempre, se il Presidente è un po' arrabbiato è un bene, è un bene, perché così è ancora più carico per fare campagna elettorale. Non che non fosse motivato prima, però adesso è ancora più motivato, e siamo ancora tutti molto più motivati nel correre. La questione è che se ci fosse stata anche la lista Zaia e avessimo avuto il nome sul simbolo della Lega, probabilmente la partita sarebbe stata chiusa ancora prima di essere giocata. Adesso è una partita molto più aperta, ovviamente questo era il motivo per cui hanno chiesto di togliere il nome dal simbolo, è una partita molto più aperta, però Zaia ce l'abbiamo solo noi, e anche questa squadra ce l'abbiamo solo noi, e quindi questo è il nostro punto di forza e su cui puntiamo tanto. Ecco, senta, Zaia, molti si chiedono, ma poi quale sarà il suo ruolo, no? Una volta dove ovviamente sarà rieletto a furor di popolo, poi cosa farà? Questa è una domanda da $1 milione, direttore. Oddio, su questo mi dispiace ma non so rispondere. Io so che Zaia sicuramente adesso bisogna sia concentrato a dare una mano alla sua squadra, a fare in modo che Alberto Stefani vinca nel miglior modo possibile, che venga passato il testimone e che l'amministrazione, la prossima amministrazione, riparta sulla scia di quello che è stata l'amministrazione Zaia. Quindi io credo che adesso il primo obiettivo sia questo, e poi per il futuro del Presidente dovete chiederlo a lui se vi risponde. Se ci risponde. È stata riammessa la lista di Fabio Bui, c'è Manildo che sta presentando i candidati a Padova, forse riusciamo a sentire qualcosa. La presenza, diciamo, anche della sinistra nel campo largo, no? Rifondazione Comunista, AVS, secondo lei diciamo, aumenta le possibilità del campo largo, o in un Veneto che è tendenzialmente moderato può invece risultare svantaggioso? Ma secondo me vedere la falce e il martello affiancato al nome di Manildo non porta grande consenso, non porta a un aumento dei voti per il centro-sinistra, perché dà una connotazione dove all'interno ci sono delle liste come Rifondazione Comunista, appunto, come AVS, come 5 Stelle, che proprio 10 giorni fa hanno presentato una proposta in Parlamento per requisire le case sfitte degli italiani, cioè per requisirle per poterle dare a chi è senza casa. Cioè, questa è una proposta che arriva da PD, 5 Stelle, Rifondazione, AVS, cioè tutto il mondo della sinistra, no? E mi piacerebbe sentire, insomma, se il candidato Manildo, che si è sempre, insomma, nascosto dietro il fatto di essere un candidato di centro, molto moderato, cosa ne pensi di questa proposta che
arriva anche dai suoi superiori a Roma, no? E dai suoi alleati. Poi non dimentichiamoci che ad esempio quando abbiamo visto quelle scene vergognose della conferenza di Fiano, che è stato interrotto all'università, quindi un esponente del PD, di religione ebraica, con un trascorso della sua famiglia legata alle leggi razziali, quindi che viene interrotto, e sullo striscione dove quelli che tenevano in mano quelli che l'hanno interrotto c'era la falce e il martello, lo stesso simbolo che c'è nelle liste di Manildo. Quindi attenzione, è un simbolo che non sempre evoca ricordi piacevoli. Ed è stato un assalto vergognoso, perché qui poi si parla di libertà di espressione, pluralismo, si condanna l'attentato Sigfrido Ranucci, dopodiché si imbavaglia un esponente politico. Dobbiamo dare in diretta a Padova Valentina Visentin, perché c'è Giovanni Manildo, candidato presidente del centro-sinistra. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, con noi Giovanni Manildo, appunto, che ha appena finito una mattinata intensa con la presentazione di due liste che lo sostengono qui a Padova. Sono le liste civiche venete con Arturo Lorenzoni e Uniti per Manildo, una lista più di centro, che dimostra come la coalizione di centro-sinistra sia veramente ampia. Sì, una coalizione amplissima che ha voglia di affrontare questa avventura e sta affrontando questa campagna elettorale con determinazione, concretezza e voglia di ricucire un rapporto di fiducia con i veneti e la capacità di guardare un Veneto del futuro con proposte molto concrete su sviluppo economico, sicurezza, lavoro, ambiente, sanità, trasporti. Ogni tema è stato toccato in queste conferenze stampa, e devo dire che sono molto orgoglioso dei candidati che si sono messi in gioco. Ecco, per quanto riguarda le civiche ci sono tanti cittadini che quindi al di là dei partiti c'è un sostegno anche proprio della popolazione civile che vuole in qualche modo prendere parte a quelle che sono le decisioni che le riguardano in prima persona. Sì, due liste con due anime stupende. Le civiche venete sono esattamente questo: la leadership diffusa, la voglia di mettersi in gioco. Si viene da esperienze molto forti nei comuni veneti, 563 comuni che hanno tutti una lista civica, e questa unione, questa voglia di cambiare passo e mettersi a servizio della politica regionale è una bella novità, e le civiche venete è proprio una lista che mi riempie di orgoglio e ritengo che possa veramente aiutare la partecipazione e aiutare a portare i veneti a votare. Facevamo prima una considerazione sul fair play di questa campagna elettorale, in particolare tra lei e Alberto Stefani. Abbiamo parlato anche di Stefanildo, il nome che è stato coniato, ma c'è anche la volontà di andare in discontinuità con certi temi. Come diceva il direttore e come ho detto in ogni incontro con lui, è il momento in cui bisogna dare delle risposte ai veneti, quindi una campagna elettorale che va sui temi, una campagna elettorale che fa del rispetto una cifra. Penso che possa essere anche un bel esempio per il livello nazionale. L'avversario politico non è un nemico, è una persona che ha una visione diversa, ma che ci si deve confrontare in modo dialettico per dare una proposta migliore per il Veneto. E sono contento. Io ho iniziato la mia campagna da luglio sempre dicendo che la mia sarebbe stata una campagna per, e anche nei confronti con Alberto Stefani devo dire che questo tono sta sempre rimanendo, ed è un tono che sarà caratterizzante tutta la campagna. Poi certo io sono convinto che ci sia bisogno di discontinuità, e Alberto dovrà scegliere se essere in continuità con i 15 anni precedenti o dare delle risposte diverse al Veneto, un Veneto che in più incontri ci ha mostrato che ha voglia di pensiero dal punto di vista industriale, che ha voglia di una regione che entri in più su certe battaglie, una regione che deve garantire la sanità pubblica, una regione che deve rispondere alle fragilità delle persone, in primis la salute mentale, ma anche tutto il mondo degli anziani e i nuovi bisogni con la casa in primis. Quindi penso che veniamo da una situazione in cui gli ultimi 5 anni di governo sono stati un pochettino più addormentati. Grazie mille Giovanni Manildo, la lasciamo perché ci sono ovviamente anche tutte le foto di rito poi con i vari candidati e le liste, e buona prosecuzione di campagna elettorale anche qui a Padova. E la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentin. Villanova poteva finire anche con Villanildo, qualcuno. No. Questo è molto difficile, direttore. No, sai che io sono per la politica un po' frizzantina, non proprio per... Però nei modi lei è un gran signore della politica, diciamo, non ha nulla a che fare con... Io condivido quello che ha detto Manildo, che l'avversario non è mai un nemico.
cioè non è mai un attacco personale. Io posso dire con la collega Camani, capogruppo del PD, ci siamo scontrati in aula, però c'è un grandissimo rispetto umano e personale. Però la politica deve essere anche un po' frizzante, anche per coinvolgere le persone. Secondo me ci deve essere un po' di differenza tra noi e loro, se no... Anche perché poi noi dobbiamo fare ascolti. Vediamo uno dei suoi manifesti della campagna elettorale: Villanova, vota Lega e scrivi Villanova. Veneto, punto. Mi pare che non serva dire altro sul senso di questo poster. Grazie mille direttore, grazie a voi. Essere stato con noi. Adesso pubblicità e poi ci colleghiamo con il professor Giuseppe Notarbartolo, presidente dell'Istituto Tetis. Parleremo del mare ferito. A tra pochissimo, state con noi. La copertina dell'ultimo libro di Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Meraviglie di un mare ferito, viaggio di un ecologo intorno al Mediterraneo, Enrico Damiani, editore. Saluto molto e ringrazio il professor Notarbartolo che è collegato con noi. Buongiorno professore. Buongiorno direttore, grazie di ospitarmi nella sua trasmissione. Grazie molte a lei. Lei il professor Notarbartolo è presidente onorario e fondatore dell'Istituto Tetis, che da quasi 40 anni si occupa degli studi e della ricerca e della conservazione dei cetacei, questi splendidi mammiferi che abbiamo imparato ad amare in questi anni, proprio anche per il contributo dell'Istituto Tetis e di quanto il professor Notarbartolo ha fatto fin dall'inizio di questa avventura, che in pratica viene raccontata in una specie di diario di bordo, professor Notarbartolo, in un viaggio nel Mediterraneo, no? dove lei riflette sullo stato del mare in questa fase difficile della nostra storia. Sì, è un libro, ho adottato un'idea per cercare di raccontare i problemi che il mare incontra nella sua coesistenza un po', diciamo, accidentata con l'essere umano, ma l'ho fatto con un racconto che però è un racconto che è composto da tutti elementi di verità, di realtà scientifiche che ho avuto modo di studiare nel corso degli anni, persone che ho avuto modo di incontrare, quindi sono tutti elementi reali però costruiti all'interno di un viaggio ideale che ho compiuto nel Mediterraneo, tutto in giro nel Mediterraneo, partendo proprio da Venezia. Ecco, intanto vediamo delle immagini di cetacei. Il professor Notarbartolo studia balene e delfini fin dall'inizio della fondazione dell'Istituto Tetis, che è stato fondato insieme all'allora direttore di Airone Egidio Gavazzi. Sono animali meravigliosi. Pochi sanno che, per esempio, professor Notarbartolo, tantissime sono le balenottere nel mare Mediterraneo, quindi nel cosiddetto santuario dei cetacei. E credo che in questi anni lei abbia mandato attraverso il suo lavoro un messaggio, un appello importantissimo, cioè la difesa non solo dei grandi vertebrati, ma della natura, del patrimonio enorme che abbiamo, se riusciamo a tutelare la salute del mare. Esatto, e questo avviene soltanto se il pubblico, se l'umanità capisce quale ricchezza abbiamo e quali sono i rischi che esistono, che questa ricchezza noi la perderemo. Quindi l'obiettivo di questo libro è quello di raccontare quello che esiste nel Mar Mediterraneo, ma non solo le grandi balene, i capodogli, che per quanto riguarda il Veneto per esempio sono un po' distanti, sono soltanto nel sud dell'Adriatico,
ma tutto quello che ruota intorno al mare, che per noi deve essere vivo, perché noi in realtà non siamo separati dalla natura, noi siamo parte della natura e pertanto se la natura sta male, stiamo male anche noi. Però per farla star bene dobbiamo saperlo, dobbiamo sapere quello che stiamo perdendo, perché tutti i problemi vengono dall'essere umano. È così, purtroppo ovviamente si fa un gran parlare della necessità di difendere il territorio, di cercare di ridurre i cambiamenti climatici riducendo le emissioni, ma per esempio nel mare si trova una quantità di plastica spaventosa, no? Sì, la plastica è uno dei grandi problemi del mare, ma anche la pesca, la sovrapesca, troppa pesca è un altro dei grandissimi problemi del mare, e così è la navigazione. Però quello che vorrei dire, direttore, è che noi non dobbiamo fare degli enormi sacrifici per cercare di conciliare le attività umane con la tutela del mare. Si tratta soltanto di fare delle scelte che concilino le due esigenze, e che è possibile. Noi abbiamo per esempio delle aree marine protette, una in modo particolare nel sud dell'Adriatico, Torrego Aceto, che funziona alla meraviglia perché funziona in collaborazione con i pescatori. Quindi si tratta soltanto di scelte politiche, di voler fare queste azioni che siano un compromesso accettabile da tutte e due le parti, dalle parti dell'ambiente e dalla parte della produttività. Ecco, appunto, è su questo, professor Notarbartolo, che bilancio possiamo fare, no? Dopo tutti questi anni, anche le molte parole spese in difesa dell'ambiente, del territorio e del mare, cioè la politica non solo italiana se ne sta occupando adeguatamente? No, non se ne sta occupando adeguatamente, però dovrebbe e potrebbe occuparsene, perché in realtà i risultati si vedono quando qualcosa viene fatto bene. Per esempio il tonno rosso, che era sulla via della scomparsa dal Mediterraneo, quando hanno cominciato a gestirlo in maniera più corretta e soprattutto meno corrotta, ha ricominciato a popolare il Mediterraneo. Quindi insomma la foca monaca sta tornando indietro, le tartarughe comuni stanno estendendo le aree di riproduzione, quindi insomma si vede il segnale quando le cose vengono fatte bene, quindi si tratta di farlo. Ecco, leggevo così scorrendo anche le pagine del suo libro, che è uno splendido racconto, devo dire, pieno di emozioni, di riflessioni anche sulla vita e sul connubio straordinario tra le popolazioni di oggi e di ieri con il mare. Leggevo che lei è un appassionato di mobule, possiamo spiegare di cosa si tratta? Allora, le mobule, sì, lei ha ragione, direttore, sono un grande appassionato di mobile. Sono delle piccole mante. La manta gigante chiaramente è una specie assolutamente carismatica, una larghezza di fino a quasi 7 metri, un gigante del mare, ma non c'è in Mediterraneo. In Mediterraneo abbiamo una piccola parente, che però non è così piccola, perché ha una larghezza massima di 3,5 metri, svariate centinaia di chili di peso, ed è un animale meraviglioso perché vive, ha una bellezza, un'eleganza, e vive in superficie soprattutto, e anche questo è un animale molto poco conosciuto dal grande pubblico, che se ne innamorerebbe tanto quanto è innamorato delle grandi balene se lo conoscesse di più. Senz'altro. Senta, ho letto tra le altre cose nella sua biografia, lei ha un curriculum davvero che sarebbe troppo lungo riprodurre, ma alcune chicche, per esempio che lei non mangia più pesce da quando bambino ebbe un incontro sfortunato con cos'era, una trota? Mi diedero una trota che era un pochino troppo avanti negli anni, ed è una disgrazia. Io avevo 3 anni, non mi ricordo di questo episodio, avevo 3 anni, ma stetti malissimo, e da allora ho sviluppato una fobia
invincibile riguardo all'alimentazione del pesce che comprende anche molluschi, crostacei e qualsiasi altra creatura marina. Forse dal punto di vista della conservazione va bene, però dal punto di vista della mia gastronomia e della mia capacità di godere dell'alimento è stata un po' una scarogna, devo dire. Senta, professore, un'altra nota curiosa è quella che lei vive a Milano, ma passa molto tempo in Grecia, a Patmos, e quando è a Patmos cerca di trovare dei sistemi per restare lì, no? per non andarci. Sì. Purtroppo vorrei starci lì tutto l'anno, tutta la vita, perché secondo me è il posto più bello del mondo. Chiaramente questo è un apprezzamento molto personale, però non posso, devo ancora stare, diciamo, sul continente a mandare avanti le mie attività. Allora, l'anno prossimo si celebrano i 40 anni dell'Istituto Tethys, devo dire un lavoro straordinario con i ricercatori, con le vostre barche con cui si va a fare whale watching, tantissima gente viene a cercare di capire le meraviglie che sembrano distanti ma che poi abbiamo nei nostri mari. È stata un'avventura, immagino, straordinaria ma anche molto impegnativa. Beh, ma guardi, è stata una scommessa che sembrava impossibile vincere. Creare un istituto di ricerca dall'oggi al domani andando dal notaio non è una cosa comune, però è stata una scommessa che poi alla fine abbiamo vinto, 40 anni quasi di attività, siamo oggi ben riconosciuti a livello internazionale, abbiamo prodotto molta conoscenza e speriamo di continuare avanti per lunghissimo tempo. Presidente, grazie molte, grazie. Rivediamo la copertina del suo libro, Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Meraviglie di un mare ferito, viaggio di un ecologo intorno al Mediterraneo, pubblicato da Enrico Damiani, editore, ed uscito il 24 di ottobre. Professore, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie direttore, buongiorno. Arrivederci, grazie tanto. Allora, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus, se riesco a trovarli, ma dipende. Eccolo qua. Leopoldo Bottero, Rosanna Conte, Toni Costalunga, Barbara Denardi, Stefano Marcon, Gennaro Marotta, Eva Martinez e Andrea Nardin. È tutto per oggi, grazie per averci seguiti fin qui. Buona giornata.